Alt, prima che cominci il video, qui sotto in descrizione c'è il link al mio nuovo canale Twitch. Stasera alle 10:30 farò la mia prima live in assoluto e il tema principale sarà proprio questo argomento. Quindi se siete interessati alla cosa, mi raccomando, followatemi su Twitch, non mancate. Per la rubrica Guarda caso succede proprio al sud del Canada, oggi torniamo veramente alla ribalta con un nuovo video. Più precisamente su George Floyd, su Black Lives Matter e sì, sono un incoerente perché pochi giorni fa avevo detto che un video su questa questione probabilmente non l'avrei fatto. Beh, ho cambiato idea, molto semplicemente. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un like a questo video e di iscrivervi per supportare il mio canale e di seguirmi su Instagram dove pubblico costantemente aggiornamenti, novità, foto e quant'altro. Detto ciò, che cavolo sta succedendo negli Stati Uniti? Perché sui vari social, più che sui telegiornali che ne stanno parlando pochissimo, vediamo costanti scene di fuoco, gente che si scanna, gente che entra nei negozi e ruba robe, cose di questo genere. Una o, se non ricordo male, 2 settimane fa è scoppiato il caso George Floyd. Per i pochi cavernicoli che avessero vissuto fuori dal mondo fino a questo momento e non sapessero di che cosa sto parlando, George Floyd fondamentalmente era un cittadino afroamericano che è stato vittima di soprusi da parte di un poliziotto bianco. E ci tengo a sottolinearlo perché le differenze etniche in questo senso in America sono ancora fortemente marcate. Tra l'altro è diventato virale proprio il video che mostra George Floyd negli ultimi istanti della sua vita, quelli in cui viene umiliato praticamente dal poliziotto. Se non avete una sensibilità particolarmente facile da ledere, io vi consiglio fortemente di andare a vedere il video se non l'avete ancora fatto, per farvi un po' un'opinione. Mentre tutti gli altri, veramente, io ve lo dico col cuore in mano, non fatelo perché fa veramente di un'impressione micidiale. C'è quest'uomo bloccato praticamente sotto una macchina che non può muoversi e sopra c'è sto bastardo di un poliziotto che con la rotula o comunque col ginocchio si poggia sopra il collo di quest'uomo. A un certo punto si sente Floyd che dice non riesco a respirare. È veramente agghiacciante. E a seguito del fatto che era avvenuto a Minneapolis, la comunità americana è letteralmente esplosa. Neri e non solo, però soprattutto neri. E in questo contesto torna alla ribalta un movimento che esiste da circa il 2012, se non ricordo male, cioè Black Lives Matter. Le vite dei neri contano. Come dice il nome stesso del movimento, esso si propone come obiettivo quello di raggiungere la parità a livello di diritti tra le varie etnie. Negli Stati Uniti comunque la situazione è veramente drammatica. Già siamo in periodo Covid e quindi tutto quello che può venirne fuori da proteste e cose del genere, no? Niente distanziamento sociale, niente norme, quindi c'è una maggior possibilità di contagio, ecco. Ma focalizziamoci su altro in questo momento. E cioè, come ho detto prima, ci sono delle immagini di città in fiamme, vetrine sfasciate, cose del genere. Tantissimi afroamericani infatti stanno protestando in maniera anche abbastanza violenta, se vogliamo. Ma per esempio ci sono anche foto e video di sceriffi e comunque altre persone appartenenti ad altri gruppi etnici che si stanno unendo a questa manifestazione, stanno marciando assieme alla comunità afroamericana degli Stati Uniti. E come qualsiasi evento che colpisce l'opinione pubblica, anche in questo caso abbiamo una serie di opinioni che personalmente vorrei discutere all'interno di questo video. La prima cosa di cui vorrei parlare è il fatto che poche ore dopo l'avvenuto un'autopsia avrebbe escluso il soffocamento tra le cause della morte di George Floyd. Ciò avrebbe dovuto provare che la morte di George Floyd non è sopravvenuta a seguito dell'intervento di quel poliziotto ma per altre cause. E tanto è bastato affinché una parte dell'opinione pubblica iniziasse a fare negazionismo e scagionasse quei poliziotti, ignorando in realtà il fattore principale di tutto questo macello, e cioè che non importa quale sia stata la fine di George Floyd, importa ciò che ha subito. Il trattamento che gli ha riservato quel poliziotto è disumano, punto e stop. Una persona che viene bloccata in quel modo e privata dello stesso respiro è una persona che non sta venendo rispettata in qualità di essere umano, di uomo o di donna che possa essere. Quindi si può dire qualsiasi cosa, ma la verità è soltanto una: che questo è stato un sopruso e come tale va condannato. In una società civile e normale non si può accettare nel 2020 che una persona venga discriminata e trattata in questa maniera dai poliziotti o comunque da una persona in generale, in particolare se la persona in questione appartiene a una minoranza etnica. E attenzione, la questione delle minoranze etniche non è la stessa che possiamo vedere in Italia e in altri stati europei. Le differenze tra etnie negli Stati Uniti sono molto più marcate, è una cosa che forse noi europei non possiamo concepire veramente fino in fondo. Punto numero 2, sono state rivolte delle critiche alla ragazzina che ha fatto quel video. Calma, calma, non sto dicendo una fesseria, è successo sul serio. Infatti il video che è diventato virale
e che tutti quanti stiamo commentando in questi giorni è stato girato proprio da una ragazzina, afroamericana anche lei, da quanto ho capito. E sono stati veramente tantissimi i commenti di gente che diceva questa ragazza poteva intervenire, poteva fare qualcosa, e di qua e di là. Bravi, bravi, immagino che voi che scrivete su Twitter queste cose siete tutti dei grandissimi cuori di leone, mi immagino. Infatti voi invece sareste intervenuti di fronte a 2 poliziotti armati di pistola, taser e soprattutto bianchi. Letteralmente loro hanno potuto fare questa cosa credendo di passare impuniti, credendo di essere dalla parte del giusto. Se stanno facendo questo trattamento a un mio simile, peraltro maschio, quindi biologicamente parlando è più forte, se sono una ragazzina chissà che cosa possono farmi. Cioè, capite qual è il ragionamento che deve essere passato nella mente di questa ragazzina? Non colpevolizzatela. Le gesta eroiche non dovrebbero neanche essere tra le sue priorità, perché dovrebbe essere compito dei poliziotti stabilire l'ordine e tutelare le persone. E invece proprio i poliziotti, proprio quelli che dovrebbero rappresentare la difesa del cittadino comune, si sono macchiati di un gravissimo reato. Quindi no, non giudicate questa povera ragazza. Se siete così tanto in vena, però sapete chi potete giudicare? Quei 2 stronzi di poliziotti che hanno abusato del loro potere. Punto terzo. Twitter e tanti altri social si stanno riempiendo di tweet, post, video, immagini, la rava, la fava, dedicate al fenomeno di Black Lives Matter. E veramente è bellissimo, è lodevole che si stia facendo tutta questa sensibilizzazione, se ne stia parlando di qua e di là. È veramente importantissimo perché solo facendo rete, solo parlandone tanto, si può sventare una volta per tutte questo fenomeno. Tuttavia, c'è da considerare il fatto che ormai Black Lives Matter sta diventando una specie di moda, ok? Un po' tipo andare al Friday for Future, per intenderci, no? Che brave tutte queste persone che scrivono Black Lives Matter, pubblicano foto, cercano di farsi notare. Provate ad andare in quei profili fra 1, 2, forse 3 settimane e vedete quanti tweet dedicati alla situazione sono superstiti e quanti altri invece sono stati eliminati. Non dico tutti, ci mancherebbe, ma tante persone stanno sfruttando la situazione semplicemente per avere qualcosa in termini di feed, per avere like, follow, commenti, retweet e così via. E veramente posso dirlo, siete dei pezzi di merda, perché dall'altra parte del mondo c'è gente che sta combattendo per i propri diritti e voi siete lì a lucrarci sopra. Poi un conto è lucrarci però dando un'informazione, dando una riflessione, tipo quello che sto facendo io sostanzialmente. Un altro conto invece è fare dei post, tweet e così via su un argomento che poi dopo 2 o 3 settimane smette di essere di moda e quindi eliminiamo il contenuto perché ormai non mi produce più nessuna feed. Non si può non considerare il fatto che questo è un atteggiamento veramente da persone false, ok? E al di là dei memini per prendere in giro i 50enni che dicono per zone false è meglio gli animali, veramente siete delle persone false, cari miei, perché non state credendo a questa questione. State credendo solamente alla possibilità di fare qualche like in più per il vostro post, aumentare un po' di più il vostro ego, sentirvi meglio. Fatevi schifo. Veramente fatevi schifo. Qualcuno potrebbe dire vabbè, però queste persone comunque aiutano a fare numero, quindi tanto male non è. Certo, condivido, fanno numero, però il numero deve essere di qualità, non deve essere semplicemente numero, punto. Se io ho un numero di persone molto ampio che però non crede a un determinato movimento, a una determinata questione, capito che di quei numeri non te ne fai niente per vincere una causa. Punto successivo, e qua veramente reggetevi forte perché probabilmente riderete. Black Lives Matter è un motto razzista. Ok, calma, calma. Respiro profondo. Ma come cazzo è possibile? Io non so se la gente che dice queste cose ha lasciato il cervello sulla mensola, nell'armadio, sotto le coperte, oppure nella tazza del caffè, perché altrimenti non si spiega veramente per quale motivo questa gente possa arrivare a dire che Black Lives Matter è una cosa razzista. Lo sarebbe nel momento in cui il motto divenisse una cosa tipo solo le vite dei neri contano. Ma qui si dice le vite dei neri contano. Questo non presuppone che tutte le altre vite valgano di meno, valgano di più o cose del genere, ma dice che i neri hanno gli stessi diritti, hanno la stessa dignità di tutte le altre persone. Si tratta di mettere tutti sullo stesso piano e nonostante sia una cosa palese tanta gente non ci arriva. Stiamo parlando veramente di un branco di scimmie, perché è un fatto. È un fatto che se tu fai un sopruso nei confronti di un nero in quanto nero, questa cosa non è altro che l'emersione, no? La dimostrazione del fatto che si stia sottovalutando la dignità di una persona in quanto afroamericana. Le vite nere contano, non è razzismo. Le vite nere contano è difendere la persona che ha bisogno di aiuto perché è più debole. Punto. Basta veramente con questo piangersi addosso. Io fino ad ora non ho mai visto una persona bianca che è stata umiliata da un poliziotto o comunque da qualcuno che aveva il potere semplicemente perché è bianca.
Questo tipo di rivalsa è sempre stato fatto nei confronti di altre etnie, punto. Non si può sindacare su questa cosa e non si può dire ah però i bianchi anche loro hanno... Ok, anche per i bianchi non è facile la vita in certi casi, ma in questo specifico contesto stiamo parlando di poliziotti contro etnie minoritarie. E i bianchi non sono etnia minoritaria in America. E non sono neanche discriminati. E scusatemi veramente tanto se sono incacchiato, però quando leggo queste cose è difficile trattenere la rabbia. Perché veramente io non riesco a concepire come delle persone non riescano a cogliere un punto così facile da capire. Basta semplicemente vedere i fatti per quello che sono. E non cercare delle strane interpretazioni a un caso o a un altro, ma forse, ma questo... No. Ultima considerazione di cui voglio parlare è quella un po' più nostrana. Sento tantissimi dire ah meno male che sono nato in Europa, ah meno male che sono nato in Italia, che schifo l'America. Certo, per carità, negli Stati Uniti la situazione è molto più tragica, ma anche in Europa non scherziamo, in Italia in particolare. Penso a due casi, no? Carlo Giuliani e Stefano Cucchi. I soprusi da parte di quelle persone che hanno autorità nei confronti dei più deboli sono esistite anche in Italia, esistono tuttora in Italia, cambia la discriminante, non abbiamo più la questione razziale, etnica, abbiamo una questione più di carattere politico se vogliamo, pensiamo a Carlo Giuliani appunto. Chiudo il cerchio con un'ultima considerazione. Quando è uno come George Floyd a subire queste cose, molti stanno zitti, molti sottovalutano la situazione e quindi possiamo dire che voi che non state vedendo la situazione com'è, cioè come una situazione grave, siete parte del problema. Ma se questa cosa fosse avvenuta ai danni di un attore, un calciatore, un cantante magari, molti di voi probabilmente si sarebbero incacchiati. E questo è veramente un bruttissimo comportamento, no? L'avere due facce è una cosa che mi sconvolge veramente tanto. E questa, signori miei, era l'opinione un bel po' a caldo che ho voluto dare in merito alla questione. Rispetto ai video soliti non mi sono preparato niente di che, ho voluto fare questo video un po' più a braccio, no? Potete anche vedere la postazione, non è la solita della sala che siete abituati a vedere da qualche video a questa parte, proprio perché ho voluto fare questo video un po' così sul momento. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sia per l'idea di fare dei video un po' più a caldo, magari curerò un po' meglio la postazione nei prossimi video, ci mancherebbe altro. Tutto dipende fondamentalmente da mio padre che non se ne va dalla sala e quindi io non posso registrare. È quello il grande problema. Ma fatemi sapere anche che cosa ne pensate in merito a tutta questa situazione che sta imperversando in America. Vi ricordo anche di lasciare un like al video e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per supportarmi. Vi lascio qui in sovraimpressione 3 video che potrebbero piacervi, quindi che cosa state aspettando? Cliccatene uno e buona visione. Da Svidania.